per prima il Veneto, Paolo Pizzolato. Buonasera a tutti. Pizzolato, che lavora tra l'altro nel settore bancario e quindi è ferrato in materia. Paolo Pizzolato, dicevo, è nel settore bancario da molti anni. L'Agenzia delle Entrate ha lanciato un allarme e ha chiesto alle banche e alle poste di stare molto attenti sul versante della cessione dei crediti con coloro che possono approfittare di certe situazioni. Insomma, ci sono dei campanelli d'allarme che dovrebbero indurre le banche e le poste a intervenire, no? In che senso? Cioè... Allora, questa che è stata fatta del super bonus è stata una manovra assolutamente sbagliata del governo. Proprio diceva giustamente l'ex sindaco che è stata una manovra dei grillini che ci hanno lasciato tanti residui bellici e che spero che qualcuno, quando andremo a votare, possa fare in maniera di ricordarsi di queste cose e non di fare i soliti boccarioli che poi ridanno completamente il voto. Io ricordo in Veneto, quando facevamo determinati prestiti, avevamo i fondi di rotazione dove la regione interveniva per cercare di finanziare quello che era l'attività ittica, i rifacimenti delle abitazioni, i giovani coppie che compravano delle case. Ecco, sarebbe stato da mettere in moto una cosa di questo genere con tassi agevolati, con prestiti agevolati. Adesso ci troviamo di fronte all'interno dell'ufficio a cose di questo genere. C'è gente che ha messo in moto la richiesta del 110%, esatto. La ditta che ha già iniziato a lavorare, l'omino che si sta facendo fare dei lavori che non avrà nessuna tipologia di debito, ma la ditta che non incasserà più i soldi, che non potrà più scontarli da parte nostra, perché logicamente anche noi stiamo chiudendo le persiane così come stanno chiudendo le poste e tutto quanto, che probabilmente arriverà con tutte le problematiche che ci sono a un fondo di barile che sarà impressionante. Non è in quanto la persona che chiede di usufruire del 110%, è la povera partita IVA che giustamente sta cercando di avere lavoro, di rimettersi in moto dopo 2 anni di Covid, che si troverà in netta difficoltà, per cui oltre alle 22.000 partite IVA che abbiamo chiuso negli ultimi 3 anni, si aggiungeranno questi perché non sapranno più da che parte poter scontare qualcosa, anche perché, diciamolo onestamente parlando, noi in banca non è che abbiamo la facilità come avevamo anni addietro di poter erogare soldi. Una volta guardavi la persona, la guardavi negli occhi, la conoscevi, la sentivi perché all'interno del paese era ben conosciuto, ben visto e potevi anche cercare di spremere qualcosina per cercare di dargli una mano. Adesso tu butti dentro dei dati numerici nel PC, nel terminale, dove ti dice l'Europa cosa poter fare. Se butto dentro un bilancio che è qualcosa che non va, è la macchina che mi impedisce di andare avanti. Per cui pensate in che condizioni certe volte siamo noi, che abbiamo utilizzato anche come banca di credito cooperativo dove lavoravo io, dove lavoro ancora adesso, e cercare di fare in maniera di dare una mano a livello locale a tutte le persone che si rivolgono a noi. È iniziato a diventare un incubo perché non sai più come fare a dare una mano non alle grandi industrie ma alle piccole attività del luogo, le piccole attività imprenditoriali che cercavano di sopravvivere proprio con queste attività, e questa è stata una merita ammazzata perché tutta questa gente, il Covid, le problematiche finanziarie, le tasse che vanno applicate. Io ho visto gente, mi raccontavano dei ragazzi di un bel bar che avevo vicino dove abito io. Dicevano: quest'anno abbiamo pagato 9.700 euro di imposte e ne abbiamo ricevute il mese successivo 9.500. Ma perché non ci è stato concesso per un anno o 2 di non pagare la tassa invece che riceverle e poi riceverle un mese dopo? Perché nell'arco di quel mese, quando tu eroghi il contributo alla persona che ha fatto richiesta, guadagnano i soldi e gli interessi sui miliardi che vengono risparmiati all'interno delle banche. Per cui lo Stato gioca anche su questo. Invece di cercare di agevolare, di dare una mano, stanno cercando di seppellirti sempre di più, e questo è quello che non quadra. Guardate che, ultimo passaggio, siamo tantissimo in difficoltà. Quando andiamo fuori certe volte a sabato e la domenica, vediamo le pizzerie e i ristoranti che sono completamente pieni, le spiagge, vado a Sottomarina, vado a Jesolo, strapieno dappertutto, ma guardate che c'è tanta apparenza, tanta apparenza. In banca noi tocchiamo il portafoglio delle persone, capiamo quanti soldi ci sono e i soldi dei nonni stanno finendo, appena finiranno anche i soldi dei padri. I ragazzi che non trovano posto di lavoro, che vivono con reddito di cittadinanza, si troveranno in mezzo a una strada e lì, bene o male, succederà qualcosa di irreparabile che in Italia probabilmente non si è mai visto, perché guardate che in questo momento c'è sentore veramente che ci sia una crisi impressionante nel corso dei prossimi anni. Paolo Pizzolato, dicevamo, Draghi, il direttore in Banca d'Italia, lei ha modo di raccontarci insomma che tipo di attività svolto, con quale... Sì. Vorrei fare 2 panoramiche, sì, direttore, se è possibile, riallacciandomi per pochissimi minuti, pochissimi secondi anche al discorso politico. Al discorso politico poi passo al discorso economico, perché ho sentito discorsi molto interessanti questa sera. Allora,
Verona sta andando alle elezioni e non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. Io che sono sempre stata una persona di centrodestra, vedere che Tommasi di centro-sinistra sta prendendo in mano Verona, che era il fulcro del Veneto, è una cosa inaudita, per cui vuol dire che le cose stanno cambiando. Innanzitutto non ho mai visto una così grande ignoranza scolastica, politica e amministrativa come in questo paese. E prendo tutti, chi ci sta guardando, il popolo, quelli che ci governano, tutti quanti. E adesso vi spiego perché sto dicendo questo, ho voluto fare questa promessa. A livello politico, io ho vissuto in questo mese e mezzo alcune campagne elettorali. Quello di Verona, ripeto, continua a restare basito, perché una città che cadesse nelle mani del centro-sinistra, pur capendo qual è il momento e non mi interessa assolutamente nulla chi possa diventare sindaco, è una cosa assolutamente inaudita che mai ci saremmo aspettati all'interno del Veneto. Giustamente Pelasgo prima faceva riferimento a Mira, che è il mio paese e che era anche il suo paese di 40.000 abitanti, dove nell'arco di 5 anni il centrodestra, che è stato battuto per 20 punti dal centro-sinistra, da Marco Dori che si è ricandidato, non è riuscito a plasmare, a formare un qualcuno che potesse candidarsi come sindaco per il centrodestra, ed è stato costretto a prendere Martellato, che proveniva dal paese di Fiesso d'Artico, perché nessuno da questa parte poteva fare il candidato sindaco. Cose secondo me assolutamente allucinanti, dove non capisco la politica nazionale stia finendo. Mi hanno chiesto di correre a Santa Maria di Sala con Natascia Rocchi, che ha vinto con quasi il 70%. Cose completamente diverse dagli altri comuni, da Verona, da Mira, eccetera, eccetera. Natascia Rocchi ha scelto di lasciare da parte simboli di centrodestra all'interno della sua lista e ha voluto all'interno della lista, la lista indipendentista con la quale io correvo, che ha fatto una bellissima figura, ha preso il 10% e fra poco andrà a amministrare questo paese. Si sta evolvendo la politica in Italia in una maniera che nemmeno riusciamo a pensare. Ma il problema è che la gente, quando va a votare, premesso l'assenteismo che è iniziato a esserci a livello di paese, proprio è diventato uno scandalo, è la gente solita e ripetitiva che farà gli errori di sempre. Ci sarà gente che voterà ancora Di Maio, una persona che non abbiamo mai saputo da dove venga fuori, cosa abbia fatto nella sua vita, che però continua a procurarsi di nuovo il terzo mandato. A proposito, una piccola breve parentesi: fino al 24 settembre di quest'anno state calmi e tranquilli, non cadrà nessun tipo di governo. Sapete perché? Perché esattamente il 24 settembre tutti i nostri benemati onorevoli faranno i famosi 4 anni, 6 mesi, un giorno, che permetterà loro di produrre la pensione di 2.500 euro mensile nei prossimi anni, quando saranno a casa tutti quanti, per cui nessuno si sognerà mai di mandare a casa Draghi. Esatto. Faccio riferimento a Draghi, che è stato portato a casa dall'Europa, questo grandissimo uomo che era anche governatore della Banca d'Italia, dove in certi momenti, negli anni in cui lui era governatore, a noi in banca arrivavano delle direttive sinceramente che lasciavano abbastanza, non dico scioccati, ma basiti, perché andavamo a vendere ai poveri vecchi, alle persone, i dipendenti d'azienda o per fare investimenti, i derivati. Voi sapete cosa sono i derivati? Sono la cosa più putrida che possa essere veduta all'interno di un istituto bancario, che sono quelle cose che non sai mai come vadano e che ti riducono in una maniera, ti riducono a diventare un pezzente se per caso perdi una briciolina, e ti fanno investire in obbligazioni argentine, in cose brasiliane, e dove c'è una sputoratezza nel venderli a persone qualsiasi pur di raggiungere lo scopo che io sinceramente non ho mai visto, per cui sinceramente sono abbastanza stupito. Lo abbiamo portato a casa come fosse un eroe, perché non avevamo nessun'altra alternativa. A quell'epoca lì potevamo mettere anche una sagoma, perché tanto non sarebbe cambiato assolutamente nulla, perché tutti stanno zitti, perché in quel momento era la cosa migliore che si poteva fare, ma non per l'arguzia o l'intelligenza dell'uomo, perché lui era quello che poco tempo prima aveva messo in mezzo alla strada 130.000 dipendenti pubblici greci che ancora adesso continuano a vivere e a dormire sulle panchine perché non hanno più posto di lavoro. E qui in Italia non è che lui, per carità di Dio, stia facendo la stessa indica roba, però poco manca poco a questa cosa qui. Non ci rendiamo nemmeno conto del grado di indebitamento di questo paese. Allora, il PNRR è tutto destinato al sud, il 70%, nessuno scende in piazza. Non va più a votare nessuno perché il 50% non vota, nessuno scende in piazza. Io pago pensioni di 580 euro al mese ai miei pensionati, con 400, giustamente come diceva prima, 400 euro al mese di bollette, e nessuno scende in piazza. Abbiamo le partite IVA che chiudono costantemente, abbiamo questo problema del 110%, e nessuno va in piazza. Cioè, non ho capito ancora adesso gli italiani quale sia il motivo perché ci sia questa ignoranza politica, ignoranza amministrativa,
amministrativa, ignoranza, ripeto, anche scolastica, e nessuno abbia voglia di far nulla. Cioè, nel Veneto è successa una cosa stranissima. Avevamo fatto un referendum nel 2017, che bello, indipendenza, libertà, è bello, bellissimo tutto quanto. Io non mi sono trovato con dei comuni che anziché votare liste che cercavano di fare di tutto per salvare il Veneto, per darci da fare, sono andati a votare la Meloni, che nel Veneto sta prendendo sempre più piede ed è l'unica che non darà mai indipendenza, autonomia o un qualcosa fiscalmente di buono a quello che può essere l'economia veneta. Cioè, ma la testa l'avete o non l'avete? Perché non ho mica ancora capito io come ragioniamo in questo paese. Ho visto fare di tutto e di più, abbiamo visto i crack delle banche, Banca Etruria, tutti sani, tutti belli, tutti salvati. Zonin con la Banca Popolare Vicentina, la gente che ancora aspetta, la gente che per fortuna non si è ammazzata, ma stiamo parlando di imprenditori che si uccidono con le tasse che pagano. Prima ho sentito parlare di evasione fiscale, è vero, di certo non posso dire che chi evade possa essere una persona assolutamente gradita, ma vi rendete conto che la gente, le ditte pagano il 72% di tassazione qui? Prima parlavamo del prezzo della benzina, non ci saranno accise e aumenti tutti belli, propaganda come dice qualcuno, ma lo sapete che sulla benzina non stiamo pagando assolutamente nessun aumento dell'Ucraina o di quelle cose che stanno succedendo, ma sono aumenti che sono relativi a tasse?